consumi fermi. Grande distribuzione in crescita. Allora, grande distribuzione in crescita non nei profitti, ma in fatto di nuove sedi, in particolare proprio qui nel Padovano, in Veneto in particolare. Cosa dice Zanetti? Dico che la follia impera, perché in una stagione difficile qual è quella attuale, a parte che si aprirebbe un discorso interessante sul consumo del territorio, prima sentivo la trasmissione che mi ha preceduto e si facevano dei ragionamenti interessanti, ma noi arriviamo sempre a babbo morto. Cosa voglio dire? Voglio dire che l'idea è di costruire in questo territorio, che è già abbastanza malconcio sotto il profilo della cementificazione, altri 12 nuovi strutture, una delle quali Padova di diventerà 80.000 metri quadrati, quella a Carrara, a due Carrara, penso, a due Carrara. È l'ennesima dimostrazione di un problema, o di stupidità, ma voglio essere buono, o di miopia, o di incapacità di programmare il futuro di un paese sotto l'aspetto economico, generazionale e anche persino sotto l'aspetto strettamente, posso dire, culturale. Perché io penso che noi invece avremo un grandissimo bisogno di ritornare a una dimensione quasi di vicinanza, perché solo lì si costruiscono e si solidalizzano sistemi e meccanismi che poi tornano utili al cittadino, che è anche acquirente, ma anche al piccolo imprenditore. È quello che diceva prima Fontelli. Questo è un paese che ha 5,2 milioni di piccole e medie imprese, cioè un tessuto piccolo connettivo. Io mi sono sentito raccontare negli anni passati la storia che solo se si fossero messi insieme tutti quanti per diventare grandissimi oggi saremmo un paese che non ha problemi. È una bufala. Perché è una bufala? Perché questo ragionamento va bene per alcuni aspetti di quelle piccole e medie imprese, ma per molte altre noi siamo un paese fondamentalmente manifatturiere, l'80% di quello che produciamo lo consumiamo qua. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io compro questa cintura è perché l'artigiano me l'ha fatta. Okay? E allora se tu non metti in condizione quell'artigiano di avere una fiscalità di vantaggio, di essere messo nelle condizioni di avere dei servizi dallo Stato eccellenti e di qualità, e per farlo gli strumenti ci sarebbero, è che manca la volontà politica, e se non metti in condizione di creare questo circolo virtuoso, tutto di quello di cui parliamo, convengo, è aria fritta, è slogan, e 12 nuovi centri commerciali semplicemente follia, perché quelli che ci sono attualmente ci dicono i numeri, e Socrate diceva una verità straordinaria: non c'è nulla di più democratico dei numeri, perché di fronte ai numeri tu non puoi avere opinione. Se io dico che oggi è il 3 novembre, o cambiamo il calendario mariano, oppure stabiliamo che io non dico una bufala, è il 3 novembre, e i numeri sono quelli che già ci sono, stentano e sono in difficoltà. Citava il dottor Pontelli prima la difficoltà dell'Ocean per la prima volta negli ultimi 10 anni, ma lo stesso altre grandi catene, e ne fate altri 12, questa come si chiama? E io non guardo tutto l'aspetto che è connesso alla distruzione del territorio e le problematiche che poi questo genera. Poi io quando prima parlavo di investimenti pubblici forse non sono stato sufficientemente in grado di spiegarmi. Allora, negli ultimi, dice la CGIA di Mestre, ma in realtà sono anche statistiche Istat, dal 2005 al 2017 noi abbiamo avuto una contrazione del 35% degli investimenti pubblici. Questo che significa? Cosa è un investimento pubblico? È fare strade, mettere in sicurezza il territorio, è mettere in sicurezza i fiumi, è fare in modo che non ci crolli in testa la casa, no? E queste cose qua il cittadino, se io dovessi mettere a norma la mia casa per renderla antisismica, dovrei vendermi 2 reni. Notoriamente non posso vendermi 2 reni perché non vivrei. Quindi l'alternativa qual è? Che lo Stato si metta in condizione di fare con me, utente di quell'immobile, una sorta di prestito, una sorta di istituzione tale per cui ne ha un vantaggio lo Stato, perché poi quando vengono i disastri sappiamo cosa è costata l'Aquila, sappiamo cosa costano, e io avere un vantaggio di che so da quel momento in poi probabilmente sto in una casa sicura. Questo è un investimento pubblico. Allora, la capacità di un sistema paese è quella di mettere sul piatto denari. Quando mi dicono che i denari non ci sono, mi arrabbio molto, perché non è che non ci sono per fare le cose giuste. Le do anche qui 2 dati. Dopo, se vuole, parliamo della questione fiscale. È il mio lavoro. 110 miliardi di evasione fiscale, 60 contributiva, 80 di corruzione. Dati Corte dei Conti, lì non c'è da discutere. Vogliamo ragionare come mai siamo
il paese a livello mondiale che ha il secondo più alta evasione. Qualcuno mi dice ma perché le tasse sono troppo care? Bene, abbassiamole, però poi chi non paga quello che deve pagare lo accompagniamo in galera, lo fanno anche negli Stati Uniti. Allora se forse cominciassimo a attuare questa serie di meccanismi, forse le risorse le avremo. Vuole che parliamo degli sprechi nella pubblica amministrazione? Se vuole sono pronto. Cioè non è che non ci sono le risorse ci sono, è che vengono male gestite, male amministrate, quando non vengono rubate. Basterebbe vedere anche qui i dati che sono stati pubblicati in queste settimane dall'Associazione Nazionale Magistrati relativamente al recuperato da malversazioni di vario genere. Allora le risorse ci sono, cosa manca? Manca la politica, signori, manca qualcuno che sia in grado di stabilire, ripeto, cosa ne vuole fare di questo straordinario paese che si chiama Italia, ma non alle prossime politiche, è come guardarsi l'ombelico e basta, da qui ai prossimi 25 anni, ci vuole visione. Lei vede qualche politico che ha visione? Forse io non ci vedo, ma non li vedo in giro, sono preoccupati solo del loro ombelico, del sistema Italia non gliene importa nulla. Questo è lo scopo che noi stiamo pagando, ed è la mia opinione ovviamente. Vuol dire qualcosa Buson? Io sarei d'accordo con Schäuble, che mi pare abbia dato le dimissioni da poco, di avere un ministro europeo dell'economia. Cioè diamo ai tedeschi quello che sanno far bene a questo punto, cioè uno che, visto che da 55 anni, quanti ne ho, continuo a sentire che la politica italiana non funziona e non cambia niente, a questo punto diamo in mano all'Europa. Tanti saranno su con l'Europa, dobbiamo dire che non c'entra niente con tutto il contesto, ma con la crisi che abbiamo avuto, se non avessimo avuto l'Europa ci staremmo massacrando in una guerra come 100 anni fa, quindi qualcosa di buono l'ha fatto. Per quanto riguarda gli investimenti è proprio vero, cioè, soprattutto le grandi industrie continuano ad avere grossi finanziamenti. Classica battuta non da nordista, ma non è questione di Lega o non Lega o di essere nord o sud, continuano a dare aiuti al sud e da 70 anni danno aiuti al sud e il sud non si risolleva. A questo punto o glieli togli o devi fare con qualcuno che gestisca in maniera diversa. Certo. Hanno tentato in tutte le maniere e questa è l'Italia, quindi non dico tiriamo a campare, però continuo a dire da imprenditore pensiamo positivo, tiriamo avanti e chiudo per quanto riguarda appunto il fatto di non pagare tasse, di essere evasori e tutto quanto. È vero, ma ad esempio nel mio settore noi abbiamo 6 dipendenti, abbiamo dei costi elevatissimi e quando chiedi al comune di Padova o altri comuni e fai i nomi degli abusivi non intervengono, anzi vengono a dirti poverina in cassa integrazione deve arrotondare. Quindi. Certo. Refosco, allora, parliamo anche, si diceva prima, della grande distribuzione, no? Cioè grande distribuzione che continua a proliferare, malgrado cosa c'è dietro? Che interessi ci sono allora? Com'è che ottengono le autorizzazioni? Allora, no? intanto dobbiamo sottolineare un aspetto che l'Italia ha grandi eccellenze dal punto di vista produttivo, parliamo della moda, le 4A. Parliamo di consumo, sì, no, ma parliamo di alimentazione, perfetto, però la grande distribuzione, tranne Coop e Esselunga, non è italiana. Allora qui si sta giocando anche una partita che è una partita strategica da parte dei grandi player multinazionali, ahimè non italiani, per il territorio. Certo. Quindi probabilmente va vista anche dentro a un quadro un po' più grande. E quindi questo mi porta a fare un ragionamento di strategia, nel senso che noi i problemi del nostro paese li conosciamo, forse è anche il momento di provare a fare un passo un po' più avanti da parte dei soggetti che sono nel territorio, nel senso che la mia esperienza da sindacalista che ha conosciuto prima di tutto il settore tessile ha visto in questi anni aziende tessili in crisi, ma non in crisi di prodotto o di mercato, in crisi di gestione, che sono state acquistate da imprenditori esteri, perché non c'era nessun imprenditore italiano che si è messo in gioco per fare industria, per fare impresa. Prendiamo il caso di Valentino.
Valentino è stata acquistata dopo che Marzotto l'ha venduta al fondo per Mira, è stata poi acquistata dal Fondo Sovrano del Qatar. E il Fondo Sovrano del Qatar, che ci ha creduto, ha fatto un progetto industriale che ha raddoppiato il numero dei dipendenti ed ha cresciuto in maniera molto importante il fatturato e la presenza sui mercati. Quindi vuol dire che le possibilità ci sono. Allora la domanda è: ma c'è una strategia? E questo tema non riguarda solo, io non sono di quelli che pensano che noi abbiamo una società, un'imprenditoria buone o molto buone e una politica cattiva. Noi abbiamo un sistema che ha bisogno di ripensarsi. E da questo punto di vista il portato più negativo della crisi non è un portato economico. Noi abbiamo avuto molte famiglie che sono impoverite, abbiamo visto tantissime persone che per la prima volta nel nostro territorio del nord-est del Veneto, per la prima volta dopo 30 anni, 40 anni, hanno visto a rischio il proprio posto di lavoro, e questo ha avuto un impatto psicologico, sociale molto forte, che ha pesato più del danno economico. Le famiglie in difficoltà ci sono, abbiamo anche in crescita il numero di famiglie a rischio di povertà, per le quali servirebbero dei programmi ad hoc di tutela, ma soprattutto di tutela non assistenziale, ma di tutela che li riporti al lavoro. Però l'impatto più negativo ce l'abbiamo dal punto di vista psicologico, cioè noi abbiamo una società dove i legami di fiducia soprattutto stanno sparendo. Qui non parlo solo del Veneto, parliamo un po' di tutta la società occidentale, perché anche lì ci sono dati più positivi in altri paesi rispetto all'Italia, ma un problema grosso di fiducia c'è. E l'economia riparte solamente se si ricostruiscono legami nel territorio. Prendo e chiudo l'esempio del sistema artigiano. Il sistema artigiano ha pagato anche in Veneto la crisi, esattamente. Però il sistema artigiano viene fuori dalla crisi meglio di quello che viene fuori da quei numeri lì. E questo perché c'è un sistema costruito anche dalle parti sociali dell'artigianato che è stato in grado di mettere in campo con strumenti di contrattazione, con strumenti di tutela delle imprese, perché la decisione principale che si è presa anche come sindacati nell'artigianato è: priorità è salvare le imprese. E dall'altra parte abbiamo visto gli imprenditori artigiani in Veneto fare di tutto pur di non licenziare le persone. Per cui quello che esce, quei numeri sono un po' bugiardi rispetto a quella che è la realtà oggi del sistema artigiano, che è un sistema artigiano che è cambiato molto, ma che può dare un contributo forte alla crescita di questo territorio. Allora, questo per dire che è necessario cogliere anche dalla crisi quelli che sono aspetti di stimolo per chi è nel territorio. Cioè, io penso il tempo dei piagnistei deve finire. Qui se ci sono idee, progettualità vanno messe in campo, perché non ci sarà nessuno, io la penso così, non ci sarà nessun governo che dall'alto interverrà per cambiare le situazioni economiche. Le situazioni economiche nascono, cambiano, se nasce a partire dal territorio un patto, io dico anche capitale lavoro da questo punto di vista, no? Diverso rispetto a quello del passato, per costruire condizioni nuove e rimettere in gioco le capacità imprenditoriali che questo territorio ha saputo dimostrare in passato e la laboriosità che insomma i nostri lavoratori e le nostre lavoratrici hanno sempre dimostrato. Certo, professor Casen. Allora, la somma teologica di tutto questo discorso è che una grande responsabilità ce l'hanno i sindacati, che non hanno trovato una giusta difesa dei lavoratori, che c'è stata, però in qualche momento è stata eccessiva e ha abbassato il livello imprenditoriale italiano e veneto in particolare. Questo abbiamo avuto varie discussioni e abbiamo preso atto che la situazione è stata questa. Adesso il sindacato si è un po' defilato, perché non si può fare la guerra a uno che non c'è più l'industria, quindi il sindacato muore per estinzione.
io penso che se il governo non prendesse provvedimenti nei confronti dell'industria e si dimenticasse di noi e facessero le loro panzane tutti i giorni, si raccontano le balle e si incolpano uno dell'altro, noi saremmo gli imprenditori più tranquilli di questo mondo e saremmo in grado di fare qualsiasi cosa. Non abbiamo certezza del futuro, basta che ci lasciino stare, che si ammazzino tra di loro, poi ogni tanto ci chiameranno per votare quelli che vogliono loro, noi gli faremo la sceneggiata e andremo avanti così, perché veramente siamo allo stremo. Ho visto ieri l'intervista al grande match tra Berlusconi e diceva che ha scoperto che il Palazzo Chigi aveva 4.500 dipendenti. Cioè ogni Presidente del Consiglio che andava metteva i suoi, poi li metteva a parcheggio in qualche palazzo romano e quando è arrivato lui dice a Letta: ma quanti sono? Perché sembrava fossero 300, dice: ma dove li mettiamo 300 che non li vedo? Allora Letta è andato e dopo una settimana è tornato, questo lo diceva apertamente, ha detto: ma no, non sono 300, sono 4, siediti, dice. No, dice, non sono stanco, no, ti devi sedere se no svieni. Dice, quando mi sono seduto mi ha detto 4.500 dipendenti che non fanno assolutamente niente. Cioè questo è il retroscena della politica italiana. Questi qua saranno pensionati adesso, avranno tutte le loro prebende, tutti i loro vantaggi, eccetera, eccetera. Possiamo rimediare a una politica di questo genere? L'abbiamo ereditata, sono 70 anni che va avanti così. Mi ricordo quando il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni aveva 8.000 dipendenti. Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, parlavo col direttore generale qualche anno fa, diceva non sapevamo neanche dove metterli, venivano per prendere gli stipendi e poi andavano a casa, non c'era neanche il posto da sedere. Abbiamo accumulato dei debiti mostruosi, senza senso, no? Ma continuiamo perché continuiamo a finanziare una regione fallita, ma alla fine che continua a assorbire buona parte del gettito italiano. Come possiamo rimediare? Bisogna che ognuno s'arrangi, ognuno per sé e Dio per tutti, quindi lo Stato per tutti, però lasci il denaro dove nasce, cresce e può essere investito, allora cresce ancora, allora qualcosa si può dare molto di più alla Sicilia o alla Calabria di quanto possiamo dare invece. Nessuno ha interesse a salvare l'Italia, certo, perché si compra meno. Lo hanno fatto con la Grecia, hanno comprato praticamente, stanno comprando tutta la Grecia a prezzi infimi. I cinesi stanno comprando il porto di Trieste, siamo a posto, no? Non siamo nemmeno capaci di capire che il porto di Trieste può essere un hub importante per tutto il centro Europa, no? Abbiamo bisogno che ce lo vengano a spiegare i cinesi, ma forse non c'è un presidente della regione che possa... Questa non è proprio l'essenza. Nel suo ragionamento faceva il collega da Cisle, un po' dissento su un punto. Non è vero che la politica non fa la differenza. Se tu prendi la Germania o la Francia, che anche loro, penso alla Francia, non tanto la Germania, ha pagato un conto salato la crisi, in termini occupazionali, in termini di investimenti, non come noi. E tuttavia lì, a prescindere dagli orientamenti politici, un'idea di Stato e di dove muoversi, loro non avrebbero mai permesso che il porto di Trieste, ma vorrei parlare anche di quello che sta capitando a Venezia, potesse succedere, perché è strategico, è l'apertura, no? Come ricordava il professor Ciase, a un'economia che si affaccia verso mercati straordinari, e lì mica lo possiamo fare noi, lo fa la politica, lo fanno le buone scelte, lo fa chi ha visione, dicevo prima. Poi io faccio una domanda molto provocatoria, perché io sento spesso tirare in ballo i pubblici dipendenti. 2008-2017 i pubblici dipendenti in Italia sono diminuiti 368.714 unità e sono la data del 30 settembre di quest'anno. Conto bilancio annuale dello Stato, Ministero dell'Economia, Dipartimento delle Finanze. Domando, come mai con quasi 400.000 dipendenti in meno il debito pubblico è continuato comunque a salire? E come mai è aumentata la spesa corrente per i dipendenti pubblici? Bravissimo. E lo stesso avviene, perché va ricordato, che sono diminuiti i dirigenti regionali ed è aumentata la spesa pubblica per i dirigenti regionali. Dico ancora una cosa rispetto a questa cosa, perché è molto interessante, no?
Poi cosa scopriamo se uno fa un'analisi attenta? Prendiamo tutte le centralizzate, quindi Ministero dell'Economia, Ministero del Lavoro, Ministero delle Finanze, Economia perché Finanza non c'è più, è stato assorbito, insomma i ministeri chiavi importanti, la giustizia eccetera. Le situazioni di sofferenza viaggiano intorno al 25-28% di personale. Io prendo solo il Ministero della Giustizia. Tutti si dolgono che la giustizia è lenta, è improduttiva, è messa come è messa, mancano all'appello 9.971 cancellieri. Dati che sia così, se no funziona. No, se no funziona. Ah, ecco, ok, allora sono d'accordo con lei. Ma allora non raccontiamoci più le bugie. Come potremmo giustificare l'inerzia della giustizia di fronte a Veneto Banche? Certo. No, perché allora, il silenzio totale. Allora, se io sono procuratore, e spero che il procuratore mi ascolti, se io sono procuratore e non sono in grado di fare niente perché non ho neanche la carta per poter battere a macchina, mi dimetto, dico signori, questa la responsabilità la date a qualcun altro e rendo pubblica questa cosa, ma non si può soffocare tutto e tenere milioni di persone che hanno perso tutto quello che avevano messo via durante una vita. No, non è possibile, e tutto fa sotto silenzio, e quelli che sono andati a controllare Veneto Banca sono stati assunti dalla banca, no? E il capo della Banca d'Italia, no? Il governatore, sa niente, poveretto. È una cosa, i grandi imprenditori, grandi fabbriche si sono salvati, mentre artigiani e piccoli imprenditori Bruno Vespa aveva 5 milioni, l'hanno chiamato, gli hanno dato i soldi indietro, gli altri no, ma lui l'ha dato indietro. Lei diceva una cosa interessante, le grandi imprese tutto sommato se l'è cavata meglio dei artigiani e piccole e medie imprese. Beh, certo, hanno messo sul tavolo soldi fumanti ogni anno con le leggi di stabilità, 20 miliardi di euro nel 2016 alle imprese perché non affogassero troppo. Quindi vede che la politica non è che la politica non serve, è che ci vuole una politica, ribadisco. Nel nostro caso abbiamo messo di nostro, cioè i fondi nostri, non fondi statali. Quelli dello Stato. Allora cosa voglio dire? Voglio dire che siccome le leggi le fa il Parlamento e lì ci sia della politica di una parte e dell'altra, se questi non hanno visione di sistema non è che ne usciamo. Anzi sarà una china lenta, poi intanto ci racconteranno che va tutto benissimo, ma tutto benissimo non va. Okay. Posso aggiungere un particolare? Certo, il discorso che faceva il signore sarebbe un discorso teorico, cioè corretto, che non tiene conto di una cosa che secondo me è la gravità massima attuale, ma che viene sempre dimenticata. Io ho scritto 2 settimane fa, l'hanno anche citato alla 7, una relazione relativamente ai ragazzi che lasciano l'Italia. Tra il 2015 e il 2016 se ne sono andati 227.000 ragazzi, dei quali l'87% è laureato, d'accordo? Prendendo i dati dell'Ocse, uno studente fino alla maturità costa $115.000, 97.000 euro. Ogni anno aggiuntivo. No. No, questo dice l'Ocse, io mi fido dell'Ocse. Per 10. Ma scusi, dove mangia, dove vive, dove si ammala, dove viene curato negli ospedali, la struttura dello Stato, quanto costa? Esatto, è il costo che lo Stato investe nell'istruzione di un ragazzo. Esatto. Sono 97.000 euro. Ogni anno aggiuntivo di università sono 30.000 euro. Quindi alla fine un ragazzo che va via è costato 227.000 euro. Ho fatto 2 conti e moltiplicati sono 23 miliardi di euro all'anno che buttiamo in un cestino, ai quali aggiungo i 14 miliardi che Confindustria dice che questi ragazzi apporterebbero come PIL, fa 37 miliardi che ogni anno noi abbiamo una botta e li buttiamo dentro. I casi, posso portare casi veri, di ragazzi ai quali è stato proposto ingegneri, un contratto da 600 euro, certo. La settimana dopo è andato a Berlino, alla metropolitana di Berlino gli hanno offerto un contratto da 2.700 euro. Se noi non riusciamo a capire che la prima cosa da fare è non perdere il nostro patrimonio, che sono i giovani con una buona preparazione, noi ci troveremo con le persone anziane che grazie a Dio ci auguriamo che vivano il più possibile e con degli analfabeti che sono quelli dell'immigrazione. Questo economicamente è insostenibile. Se noi non facciamo una politica che tenda a fermare
perché tra l'altro non è che ci sia un flusso come l'Erasmus, c'è solo un deflusso di laureati. Infatti secondo me noi dovremmo chiederci, perché secondo me il fatto che un giovane faccia un'esperienza all'estero può anche essere positivo, però le cose che dobbiamo chiederci è, primo, come costruiamo le condizioni perché poi ritornino. No, non tornano. Secondo, perché l'Italia rispetto ad altri paesi non è attrattiva per i lavoratori, per i giovani lavoratori stranieri che vengano in Italia. Ma no, allora la domanda, quelli di basso allora la domanda, no, ma questo è colpa nostra perché non abbiamo una politica dell'immigrazione. Però noi dovremmo chiederci perché, pur avendo uno dei paesi dove tutti vengono volentieri a fare le vacanze, non siamo attrattivi come luogo di lavoro e di studio. Il discorso relativo agli investimenti, perché non investono? Perché non vengono a lavorare noi? Perché non siamo attrattivi, perché se abbiamo un regime fiscale che cambia ogni 6 mesi, abbiamo un sistema normativo penale e civile con 250.000 norme quando la Germania ne ha 20.000. Le faccio un esempio banalissimo. Adesso non mi faccia fare il difensore. No. Lei ha lanciato. Io faccio un altro ragionamento, e lo faccio visto che siamo a Padova su Padova. Come costruiamo delle condizioni perché questo territorio che ha un'università storica, che ha un sistema produttivo, che ha un sistema culturale di un certo tipo, perché non diventiamo attrattivi per dei giovani che vogliono venire a vivere qui per un po' di tempo? Perché? Cos'è che sbagliamo? Adesso abbiamo esportato tutte le attività padovane. L'università l'abbiamo distribuita in tutto il Veneto, l'eccellenza, abbiamo fatto il Carachiri, adesso stiamo portando fuori Padova l'ospedale, un altro suicidio diventerà, già abbiamo il centro storico vuoto, svuoteremo un'altra situazione. E così vale per tutto il resto. Padova non è riuscita, guardi la fiera, la più vecchia, la seconda fiera campionaria, la fiera campionaria, una delle più antiche d'Italia, la seconda in ordine, che faceva, qui c'era la fiera della nautica a Padova, l'hanno portata a Genova, non siamo riusciti a gestire, la fiera del mobile è nata a Padova, le fiere campionarie riempivano Padova. È nata a Verona, la fiera di Verona ci ha portato via tutto, il vino, ci ha portato via tutto, finite, potevamo farlo a Padova. Non c'è stata un'organizzazione. La responsabilità della politica locale? Della democrazia cristiana. Della politica locale che metteva come direttore della fiera di Padova delle gente che non aveva nessun senso. La meritocrazia è una cosa deleteria in Italia. E in Veneto è la stessa cosa. Abbiamo la città più bella al mondo come Venezia, non riusciamo a gestirla. Stiamo a calcolare se i gondolieri fanno 3 viaggi, 7 viaggi, se il vaporetto intralcia i gondolieri. Ma è una cosa che... non capisco la gestione di questa città. Come fanno a gestirla? E aggiungo una cosa che sembra un'inezia, ma sarebbe una questione culturale interessante da approfondire. Barcellona ha fatto nel 2016 44 milioni di turisti, città bellissima. Venezia ne ha fatti 37. Concordo con lei che pur con le dovute differenze Venezia è un po' più bella. E perché non è così? Per fortuna sono solo 37 perché non ci stanno neanche dentro la città. Ma che lì hanno difficoltà a contarli, non si riesce a capire quanti siano effettivamente. Quello che volevo dire io, infatti ho detto che era una battuta, è per dire che noi abbiamo 30 delle cose... milioni di turisti lasciano mediamente a testa 20 euro. 20 euro. Cosa vuol dire? Che hanno pagato il vaporetto, hanno comprato un cappellino, vanno via e hanno distrutto Venezia. Certo, ma io prendevo la battuta sempre solo i grandi numeri, ci freghiamo. Dobbiamo puntare in una tassa di 100.000 euro se vuoi venire a Venezia, fai i risparmi come vai in crociera, vai a Venezia, io sono stato a Venezia, tu no. E allora ma Venezia sono le crociere e vogliono mandare via anche quelle? Sì, ma c'hanno ragione. Allora, non vogliamo le crociere. Allora, però guardiamo in faccia la realtà. Il turismo non esiste, ammesso che sia esistito in passato. Non esiste il turismo elitario, non esiste, il turismo è un fenomeno di massa, esattamente come andare allo sciame, è un fenomeno di consumo di massa. Se vuole la mia opinione sul turismo,
chiunque vuole venire a Venezia e con 700-800 euro da Hong Kong tu vieni a Venezia, che è la stessa cifra che noi spendiamo per andare a Napoli in 4 persone. Per cui pensare che il turismo possa tornare ad un livello, a un turismo elitario e culturale, è una baggianata. Il turismo è un fenomeno, è grazie a Dio variegato e declinato in vari fasci di mercato, di potenzialità economica, ma è un fenomeno di massa. A Venezia ci sono il Danieli, il Gritti, ma ci sono anche il bed and breakfast, ed è inutile combattere questa guerra contro gli uni o gli altri. Vengono in 33, bisogna trovare un modo per gestirli tutti e 33. Tu non puoi pensare di arrivare a una persona che ti arriva da Hong Kong che ti dice a Ponte della Libertà no, tu non entri, siamo sopra. L'unica cosa da fare, che è quella che non vogliono fare perché non hanno le competenze per farlo, è quella di una politica turistica che incentivi attraverso una scontistica la distribuzione della domanda di turismo nell'arco dei 12 mesi. Non venire ad agosto, ti faccio pagare la metà di a novembre. Ma questo cosa vuol dire? Avere capacità, conoscere le lingue, andare là dove la domanda turistica si forma. Ma se lo vede un assessore di Venezia, del comune di Venezia, che fanno difficoltà a parlare in italiano, andare a Hong Kong a spiegare la scontistica, perché le grosse masse invece di venire ad agosto vengono ottobre, novembre, dicembre, che è più bello magari, e poi pagano meno, e siamo sempre a punto di partenza. Il turismo è un fenomeno di massa e come tale va gestito. Che ci sia Gritti o meno, 33 milioni sono problematici, però tra averne 33 e non averle penso che sia molto meglio averne 33. E poi a Venezia bisogna capire com'è il bilancio. Poi. Allora possiamo anche farci carachiri per quello, piuttosto che farmi tagliare la testa, ma arrangio da me. Non possiamo pensare a un turismo diverso? Non dico domani mattina, ma incomincia a progettare, come diceva lei, distribuzione del turismo durante 360 giorni. Aspetti, un'altra cosa. Il turismo non è una soluzione, in certi casi è una pestilenza, perché non porta denaro, consuma e basta e inquina. Allora, l'altro aspetto, cosa ne facciamo di Venezia? Non ci sono altre soluzioni. Allora io vorrei trasformare Venezia in punto franco, in una city, perché si presta perfettamente con le tecnologie moderne, con internet e tutto il resto, di avere dei mega ma se non abbiamo il wifi a Mestre, non abbiamo il wifi a Mestre, non abbiamo le competenze. Mi scusi, continuiamo a farci i carachiri. Allora, per fare un wifi a Mestre lo facciamo perché è una stupidaggine fare portare una fibra ottica, mi scusi, al Lido, abbia pazienza. Sto dicendo che facciamo un progetto, si fa un progetto all'avanguardia, dopodiché Amazon volentieri apre un mega ufficio e le banche una city volentieri, perché Venezia si presta a questo tipo di attività, perché non c'è un'attività fisica, non sono industrie. Posso dire una cosa? Questa era l'idea che aveva Costa, che voleva addirittura prendere royalty sul marchio di Venezia, che aveva contattato la Microsoft, che ha guardato tutto. Dopo dove è andata? A Trento. Che Trento non aveva mica l'immagine di Venezia, però Microsoft è andata a Trento. Cioè noi stiamo parlando di cose per le quali ci vogliono competenze. A me hanno fatto il Vega, il centro per le nanotecnologie e la ricerca biomedicale, che appena c'è Confindustria e sono solo negozi scritti e se vogliono farlo diventare un centro commerciale, bisogna prendere quell'assessore, un altro centro commerciale, no? Che facciano? Bisogna prendere quell'assessore Gianfranco Bettì, dimmi dove sono le nanotecnologie e la ricerca biomedicale. E chi l'ha gestita quell'operazione? Il comune, chi fa che l'abbia gestita? No, c'era qualcun altro. Quello che adesso hanno eletto il presidente di Confindustria. Dobbiamo fermarci, siamo andati... Il consigliere del sindaco di Roma. Adesso sveliamo il nome. Allora ci salutiamo perché siamo andati ampiamente oltre i tempi che erano stati prestabiliti. Come Francesco Pontelli, grazie, economista. Grazie a voi. Grazie a Roberto Buson, imprenditore della CNA di Padova. Grazie a Massimo Zanetti, segretario della UIL del Veneto, della pubblica amministrazione. Grazie a Gianfranco Refosco, segretario CISL. Grazie a voi, buonasera. Grazie a Ermanno Case, come sempre. Con noi e ci vediamo la prossima volta con cosa parliamo?
settimana prossima. L'ospedale di Padova, vediamo come va, vediamo come va a finire le elezioni della Sicilia, vediamo come vanno le elezioni. Parleremo di elezioni siciliane. Elezioni siciliane. Allora ci sarà la politica allora. Alla settimana prossima, venerdì, TV7 Match. Arrivederci, buonanotte, grazie a te Massimo.